Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Eccomi. Vera? Sì, Antonino, dimmi. Ah, benissimo. Allora, siamo in onda, giusto? Sì, sei in onda, buonasera. Perfetto. Grazie, ben trovata. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. 2025. Iniziamo subito, vi ricordo Vito Manchi salva una vita d'appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge. Allora, la nostra trasmissione di stasera vi offre una commedia. La commedia è L'erede, opera dell'amico e drammaturgo Salvatore Capolupo, che è stata rappresentata qualche tempo fa, una commedia molto comica, ecco perché abbiamo cominciato con la sigla del Monty Python. E dopo questa come la maternità. Antonino, scusami se ti interrompo, purtroppo si sente pochissimo. Ora mi sentite? Sì, un pochino meglio, però sempre un po' a tratti. Purtroppo siamo in movimento, quindi non aiuta. Comunque abbiamo questa bellissima commedia e poi alle 19:35 Paolo Formentini farà il punto con me sulla situazione medio orientale. Sveva, allora io ti auguro buon lavoro. Adesso c'è qui Parlamento con l'onorevole Igor Iezzi che parla della situazione medio orientale e poi la commedia L'erede di Salvatore Capolupo e infine Paolo Formentini faccia a faccia sul Medio Oriente. Noi ci ritroveremo domani alle 18:05 trattabili su Radio Libertà. Grazie. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano.
Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Qui Parlamento. Colleghi e colleghe, ma devo dire che il dibattito mi sembra che stia procedendo in maniera un po' stantia e ripetitiva e soprattutto mi sembra che questo dibattito sia speculare a un altro dibattito che attraversa i palazzi della politica, i dibattiti televisivi e il Paese, cioè quello sulla legge sull'immigrazione Bossi-Fini. In questi casi, memorandum sulla Libia e legge sull'immigrazione Bossi-Fini, il Partito Democratico, poi seguito a ruota con qualche piccola differenziazione dal Movimento 5 Stelle, si comporta come un sommergibile, cioè viene a galla nel momento in cui sta all'opposizione, urla, strepita dicendo che questi accordi vanno stracciati e vanno rifatti. Poi quando va al governo si inabissa e scompare dai radar e non si sa più cosa pensi il Partito Democratico su questi due temi, per poi risollevarsi nel momento in cui torna all'opposizione. Allora, è stato detto da più esponenti che questo memorandum di cui stiamo parlando è nato grazie al Partito Democratico, è nato quando Presidente del Consiglio era Gentiloni del Partito Democratico e Ministro era Minniti del Partito Democratico, ma non solo, è stato difeso a più riprese negli anni successivi, a differenza di quello che è stato detto. Io mi sono preso la briga di andare a prendere alcuni resoconti stenografici di quando erano ministri degli esteri Di Maio del Movimento 5 Stelle e agli interni Lamorgese sostenuto dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle. Vediamo cosa hanno detto per difendere questo, quando avevano la possibilità di cambiarlo, cosa hanno detto per difendere questo memorandum. Inizierei citando il fu ministro degli esteri Di Maio, che ci disse che il documento può essere modificato e migliorato, ma è innegabile come abbia contribuito attraverso il rafforzamento delle capacità operative delle autorità libiche a ridurre in maniera rilevante non solo gli arrivi dalla Libia, ma anche le morti in mare del Mediterraneo centrale. L'Italia è ad oggi, questo lo diceva qualche tempo fa, l'unico partner effettivo delle autorità libiche nella lotta al traffico di esseri umani. Una riduzione dell'assistenza italiana potrebbe tradursi in una sospensione delle attività della Guardia Costiera libica, con conseguenti maggiori partenze, tragedie in mare e peggioramento delle condizioni dei migranti nei centri. Un'eventuale denuncia di questa intesa rappresenterebbe un vulnus politico in una fase già delicata di conflitto militare. Da qui in poi non ci furono nessun tipo di modifica e tant'è che in quello stesso dibattito l'esponente che intervenne per il Partito Democratico, la collega Lia Quartapelle, iniziò il suo intervento dicendo così: grazie Ministro, lei ha ragione. Ma non solo, una settimana dopo intervenne il Ministro Lamorgese, sempre sostenuto da un governo PD 5 Stelle, che ci tenne a dirci che oggi sarebbe ingiustificabile un calo di attenzione sulle dinamiche migratorie che continuano a interessare il nostro Paese, nonché sui connessi rischi di natura umanitaria. Si può agevolmente verificare che le partenze dalla Libia hanno subito il calo più marcato. Devo poi anche osservare la forte riduzione del numero delle vittime in mare nella specifica rotta del Mediterraneo centrale. Sono convinta, diceva la Lamorgese, che il memorandum abbia contribuito a tali risultati. Sarebbe però riduttivo ricondurre le molte opportunità offerte dallo strumento negoziale alle mere risultanze statistiche. La sottoscrizione del memorandum ha infatti svolto, diceva il ministro sostenuto dal PD, un ruolo importante per evitare l'isolamento delle autorità libiche e per coinvolgere in comuni strategie per il contrasto al traffico di esseri umani. L'Italia rappresenta oggi il principale partner della Libia della lotta al traffico e concludeva, sempre il ministro Lamorgese: ritengo che il memorandum possa essere sviluppato attraverso ulteriori interventi, rafforzando in primo luogo le iniziative volte alla tutela dei diritti umani. Ci fu qualche cambiamento? No. In quell'occasione il Movimento 5 Stelle, attraverso un suo esponente, replicò al ministro Lamorgese in questa maniera: per la Repubblica Italiana la Libia è un test permanente di pazienza diplomatica, di duttilità, di attenzione minuziosa agli scenari globali e locali. Ogni azione in questo campo si misura non con il raggio corto della polemica domestica,
ascoltatelo, ma con le leve lunghe delle relazioni internazionali. Questo vale tanto più per il memorandum tra Italia e Libia, ben illustrato dalla ministra. Esso non ha esaurito la sua funzione storica e politica e quindi rimane come una base necessaria a evitare un vuoto politico-militare pericoloso in relazione a quel grande vettore di destabilizzazione rappresentato dal traffico di esseri umani. Il bilancio, diceva il Movimento 5 Stelle, del memorandum ricomprende in positivo il calo delle traversate in mare nella rotta centrale mediterranea dei migranti. Il numero dei morti in mare è diminuito drasticamente. Ecco, allora probabilmente, come dire, recitare troppe parti in commedia rende ridicole determinate argomentazioni e a me sembra che il ridicolo sia stato abbondantemente superato. Anche perché il tema è davvero serio ed è davvero delicato. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni negli ultimi 3 giorni fa, nel suo ultimo rapporto trimestrale, ci ha detto che in Libia in questo momento ci sono poco meno di 900.000 immigrati che arrivano da 45 paesi. La Libia, ci dice l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, svolge un ruolo centrale per le migrazioni regionali, fungendo sia da destinazione di lavoro, quindi immigrati che vanno in Libia per lavorare in Libia, sia da punto di transito verso l'Europa. Quindi parliamo di 900.000 immigrati che potrebbero, lo dice l'Organizzazione Internazionale dei Migranti, trasferirsi in Europa e appunto questa organizzazione ribadisce l'importanza di rafforzare la cooperazione tra le autorità libiche e i partner internazionali per promuovere una governance migratoria basata sui diritti, favorendo l'accesso ai canali legali di lavoro e protezione. Ed è esattamente quello che fa questo memorandum. Se noi andiamo sia in termini di risultati sia in termini di presenza delle organizzazioni internazionali, se noi andiamo a guardare i risultati, come è stato citato già da alcuni miei colleghi, il numero dei rimpatri volontari ottenuti anche grazie a questo memorandum è passato dai 9.000 del 2023 ai 12.000 di oggi e anche e soprattutto il numero dei salvataggi in mare fatto dalle autorità libiche, altro che le ONG, è salito a 20.000 nel 2025, 20.000 persone salvate dalle autorità libiche e questo ha portato, in linea con le politiche dell'immigrazione del nostro paese, ha portato anche a una diminuzione rispetto al 2023 del numero degli immigrati che arrivano nel nostro paese. Ma non solo, nella nostra mozione, che agli atti e tutti possono leggere, è riportato in maniera precisa l'elenco delle attività, dei finanziamenti, delle attività di monitoraggio, di formazione del personale fatto dalle organizzazioni internazionali in Libia, dall'ONU, dalle agenzie dell'ONU, a cominciare dall'Agenzia per i rifugiati e dall'Unione Europea, perché non è vero che non si sta entrando in Libia per collaborare su questo fronte. E non solo, sempre sull'onda di questo memorandum, qualche mese fa il ministro Piantedosi è andato in Libia, a Tripoli, e ha iniziato a ragionare sulla costituzione di 70, con le autorità libiche, di 70 centri di accoglienza dentro i quali ci saranno proprio le organizzazioni internazionali che verrebbero meno nel momento in cui questo memorandum non si riapprovasse e non si continuasse sulla linea di questo memorandum. È tutto, quindi io vi dico, facciamo attenzione a demonizzare la Guardia Costiera libica, perché se non ci fosse la Guardia Costiera libica, quei 900.000 immigrati che oggi sono in Libia e di cui ci racconta l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, verrebbero tutti nel nostro paese con seri danni per tutti. Questo vuol dire che va tutto bene? No, non vuol dire che va tutto bene. Bisogna andare avanti nel processo di stabilizzazione e di pacificazione della Libia. Bisogna implementare la presenza delle organizzazioni internazionali e aumentare i fondi dell'Unione Europea. Per tutti questi motivi noi voteremo a favore, perché per noi prima di tutto viene la sicurezza del nostro paese e dei nostri cittadini. Grazie. Grazie onorevole. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Buongiorno, non è iniziato lo spettacolo, giusto un paio di raccomandazioni. Allora, gentili spettatori, siamo felici di avervi con noi e vi annunciamo che lo spettacolo sta per cominciare. Vi preghiamo cortesemente di spegnere o mettere in modalità aereo qualsiasi dispositivo elettronico che potrebbe disturbare gli altri spettatori. Quindi dovete tenere spenti i cellulari, tablet, PC fissi, PC portatili, televisori, radio, telefoni fissi, calcolatrici, registratori a nastro, giradischi, fonografi, cineprese, macchine fotografiche, Walkman, videoregistratori, computer in film, mini computer, lettori CD, lettori DVD, videocamere digitali, lettori MP3, smart TV, smartwatch, droni, router wifi, auricolari wireless, stampanti 3D, dispositivi domotici e il robot aspirapolvere. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app. Radio Libertà, tutta la scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Libertà, in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13.
Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Oh, faccio per 5.000 euro in 3 mesi, netti. Se tu stai a senti a me. No, quello non lo puoi più fare, perché lo spread si è alzato. È il tasso di interesse margine operativo lordo, esatto. È una manovra delicata, ma te la devo spiegare con calma. No, vabbè, quando vedi Pirozzi gli dici che il prodotto lo piazziamo dopo. Che non te torna. Quando parte in ordine stop, sì, è quello, è partito, ormai è tardi. Vi dicevo, allora, praticamente non te lo posso spiegare adesso perché non sono a casa, mi serve il PC davanti. No, sto in ospedale. Sì. No, io sto bene, grazie. Mi nasce l'erede. Questione di ore. Dai. Ciao, The Biggest. Ciao, la grande. Ciao. Che pure questa è sistemata. Vediamo se dall'app risulta che è cambiato qualcosa. Che tanto che non funzionava. E non funziona. Ma come fa a lavorare se le cose non funzionano? Come fa? Non si può fare. Tanto non capisco. Se ci fosse un altro sistema, vedi che io sono un genio. Le cose si fa molto meglio da attirarti non mi sta zitto. Pensa a voce alta, penso. Guarda se basta cazzo di altro. Una cosa allucinante. Buongiorno. Buongiorno. Ingegnere batterapesca. Dottora Maradani. Molto lieto. Maradani. Che bel nome. Mi ricorda? Che gli ricorda? Mi ricorda che una volta mi hanno fatto una multa in via dell'Ambaradam. Che bel ricordo. Sa com'è? Dimentichiamo il bello e ricordiamo sempre e solo il brutto. Bella massima. È sua? Magari. L'ho letta da qualche parte sui social, un libro, non ricordo. Ma lei è qui per... Oddio sì, stiamo qui per lo stesso motivo, presumo, no? Abbiamo. Che ci abbiamo? Abbiamo un appuntamento. Sì. Un appuntamento con la storia, la nostra storia. Giusto, per sintetizzare. Per riassumere. Per stringere. Vuole un caffè? No, grazie. Molto gentile, però no, ne ho presi già troppi oggi. Io invece mi prendo un bel caffè. Grazie. No. Invece no. E invece niente perché ho lasciato gli spicci in macchina. Perché 50 centesimi? No, mi dispiace. Solo carta. Vabbè, io organizzo, le do il resto. Solo carta! Voleva dire carta di credito, io avevo capito contanti, ma poi funzionerà il POS sulla macchinetta? Eviterei. Potrebbero clonare la carta. È vero, sì, non ci avevo pensato. E vabbè, niente caffè. Come vuole. Pirozzi, ciao, dimmi. Qua? Sì. No, io non l'ho... Che hai ordinato da Globo? Bravo! Prego. No, non lo puoi più fare. Tu adesso crei un account nuovo, da capo. Bitti sul capital gain. Segui l'andamento con l'app e pace. Non devi fare niente, devi solo far girare il cricetino con la ruota dentro al cervello. Dai che sei capace. Dai Pirozzi, dai, non me delude. Grandissimo. Dai, ciao. No, ma che ho ordinato? No, perché sei sicuro di essere nel posto giusto? Ma sembra un po' strano, che succede? Che bevi qua?
Venuto con la metro. Ah, Tardissimo. beh, sì. Metro. Manco per biciclette gli danno. Ma è sicuro di essere nel posto giusto? Sì, perché sta per nascere mio figlio. Vabbè, allora. Dovrebbe essere qua. Sì, No. qui, benvenuto. Io mi devo rilassare un attimo, però, perché tanto non è che risolvo io il problema. Allora, abbiamo capito che siamo tutti qua per lo stesso motivo. Mazza, sei giovane però, Giovane. Come stai? Un po' in ansia, ma penso che sia pure normale. Sì, come lo chiamerete? Non abbiamo ancora deciso, perché poi avete le idee chiare. Voglia. Se è femmina, Tina, come Tina Cipollari, la nostra futura Presidente del Consiglio. Se è maschio, Paolo, come l'immenso, incommensurabile, il supremo, Paolo Pepe. Noi siamo pure abbastanza orientati su due nomi. Anna come Anna Falchi, Diego come Diego Ciolo Simeone. Vabbè, a te, a tu, ragazzetta, cioè. Moglie. Ma che moglie? Vabbè, Moglie, che nomi mi piacciono? Allora, noi abbiamo vari, però mia moglie mi ha fatto fare una lista. Che c'ha pure organizzata, C'è la lista. In realtà è facile. Ma che te letti pure il libro dei nomi? No, ho letto la formazione, guardi qua. Allora, Gianluca Mancini. Grazie. Brian come Brian Cristante, Lorenzo Pellegrini, capitano, Stefano Sciarawi. Sai quanti ce n'ho dei nomi? Bello. Ma poi se nasce femmina invece? Se nasce femmina, c'ho la formazione femminile di riferimento. E che se crede? Guardi qua. Alice Corelli, Giulia Galli, Benedetta Glionna, Emil Avi. Pure lei comunque c'ha un nome particolare, però è bello, Emil. Mi piace Emil. Roma? Sud. Volevo dire, tifoso della Roma. Ovviamente. Scusi, piacere, Maramau. Molto piacere, fatte la pesca. Dottore Amaradan. Lei tifa? Io sì, simpatizzo. E per chi? Per passione, per pura passione. Sì, vabbè, però la passione, cioè, della squadra... Occhio. Una passione... Questo mi sa che dà la Lazio. Che bella circostanza essere qua. Vedi come ti vaga? Sì, è un momento importante. Sì, la voglia, come no? Bene. Ma pacifici. Sereni, proprio bello, no? Che vuoi ancora? Che vuoi? Ma che t'ho detto? Ma secondo te sono tornato a casa in 3 secondi? Che t'ho detto? C'ho da pasta all'ospedale. E dai, me ne chiami un'altra volta. Ma perché non lo fate girare sto criceto che ha la ruota nel cervello? Perché ne si spegne il cervello? Dai, richiamami, ciao. Mamma mia, Comunque, io non vedo l'ora che nasca. Ci siamo tutti, siamo tutti, sì. Ma poi chissà quanto ci vorrà ancora. Ma difficile dire. Ma chissà chi chiameranno per primo. Che stiamo per salumiere? Mica lo sanno. Perché al salumiere lo sanno. Sai i bigliettini, è che poi loro sanno chi è che c'ha il bigliettino. No, scusate, stavo pensando, vabbè, la dico, è una cazzata, però la dico. Se non se la vuole trattenere. No, stavo pensando che occhio, che mo che nasce l'erede toccano manutenzione ordinaria e straordinaria, se paga. Se paga che? Lasciate perdere perché mi sento molto in imbarazzo, lasciamo stare. Sì. Come non detto. Capisco. Ogni tanto mi capita. Succede spesso? Sì. Ma che gli capita, scusa? Spiego. Mi vengono in mente delle battute, tipo ora, a me fanno ridere, cioè le penso e mi fanno ridere, poi le dico e non mi fanno più ridere. Sì. Mamma mia, chissà quanto tocca aspettare. E vabbè, prima o poi una battuta buona arriverà. Sono ottimista. Ma no, io mi riferisco all'ospedale. Cioè, all'ospedale per una battuta riuscita male mi sembra un po' esagerato. Cioè, capisco che è una battuta di merda, però... Lasci perdere? No, non è il caso. No, vabbè. No, diverso però. Dico, chissà chi chiameranno per Omir. Chissà chi chiameranno per Omir. Abbiamo capito, non siamo sordi, però che vuol dire? Per Omir. È primo al contrario. Cioè letto da destra a sinistra. Che ne so? Esrof. Che è forse al contrario. E chi saresti dell'enigmista? La Zingine, semmai.
No, ma è una cosa che faccio da quando sono piccolo. Io riesco a parlare al contrario. O se preferite, un altro cavallare pesco io. No, ma poi una cosa naturale. Io mi hai allenato, proprio mi appaiono così. Come fai? Non mi appaiono. Ma hanno aperto i capi oggi, poi tu hai Ma questo è un manicomio o un ospedale? Senti, ma perché torniamo sulla terra? Allora, famo una bella scommessa. Dai, che io sono bravo su queste cose. Mo te faccio vedere. Allora, praticamente, siamo 3 padri, no? Quasi. Scommettiamo quale figlio nasce per primo. Dai, t'ha provato giusto. Vai. Che ci giochiamo? Io mi posso permettere il caffè. E il primo che vi ha chiamato lo paga agli altri 2. Non sono d'accordo, Globo. Semmai che il primo che viene chiamato so fa free dagli altri 2. No. Scusate, ma questo gioco a me non piace e non lo facciamo, perché mi mette a disagio il fatto che non possiamo neanche fatturare. No. Ma chi vuole fatturare? 60 centesimi di caffè? Ma io ho fatturato anche meno, anche 5 centesimi. Sono preciso io. Ok. Prego. Oh, mamma mia. Senta, scusi, ma lei che lavoro fa? Io sono amministratore di condominio. Morido io. E quanto fattura? Quanto fattura? Allora, non ho i dati di... No, non ce l'ho io, però credo che siamo tra i 4 e i 5K mensili. Vabbè, poi dipende, insomma. Sì. Col trading ti faccio guadagnare il doppio. Il doppio? Come fa? Per un Silva. Cioè, è amministratore al contrario. Mi sei elaborato. Dai. No, grazie. No. Ce l'abbiamo già. Avete già? Sì. Mi pare lo chiama Stronzo. Però credo che si chiami Della Calle. Ingegnere Della Calle, grande collega, una persona squisita, precisa, metodica. Rompi coglioni. Ma un po' tutti. Un po' di vecchia scuola. Sì. No, grazie. No. Ma non me lascio il bigliettino. No, non decido io, nel palazzo. È una cosa così. Ci mancherebbe. Bisogna solo vedere questa cosa che... Ma lei, tanto lo posso vedere a me mi dà un vedito. No, manco io. Possiamo fare benissimo anche dopo. Scusi se mi chiedo. Curiosità. Perché da quando ce l'ha troppe però. Vedo, sì, no, perché vedo che... Ma lei che lavoro fa? No, scusi, sono curiosi. Sì, certo. T'ha seguito qualcuno? No. C'hai i microfoni addosso tu? No. Trader. Che vuoi? Quando sono al trading floor, la scena è mia. Con l'analisi tecnica traccio la via. Le alert suonano. Il mercato è in campo di battaglia. Tra oscillazioni e flussi, la mia strategia non sbaglia. Non mi scusi, io ho seguito i gesti, ho seguito le parole, però non ho capito. Che fa? Nel pratico, no, proprio all'atto pratico, che fa? Quando sono al trading, parola inglese, trading floor, come On the Floor, la canzone di Jennifer Sì, Lopez. vabbè, non mi deve spiegarsi. La scena è mia, aggettivo possessivo mia. So cosa vuol dire mia, mi deve spiegare che fa. Con l'analisi tecnica come educazione tecnica l'ha fatta a scuola. Sì, che fa. Ok, con l'analisi tecnica traccio tipo il compasso. Sì, ma non mi devi spiegare il senso di tracciare. La via Biagio Petrocelli, via Andrea Doria, via Candotti. Ce l'ho. Si occupa di analisi tecnica, il signore. Analisi tecnica, sì. Come ha detto, scusi? No, ho detto che il signore si occupa di... Signore un cazzo. In che senso, scusi? Io sono il dottor Ambaradani Ah. e pretendo ed esigo di essere chiamato col mio nome. Chiaro? Sì, chiaro, ma non capisco. E che devi capire? Che c'è da capire? Io vedi dottor Ambaradani. Dottor, poi non era... A rotta cazzo, mette la sera. Dottor Ambaradani. Come i pappagalli, ripeti, dottor Ambaradani.
Bravo, mette da sede pure te. Bravo. Obbediente, vedi, mette da sede. Va bene, dottore, d'ora in poi mi chiamerà ingegnere. Ma state zitto. No, state zitto. Ma che fai, arsi alla cresta? Arsi alla cresta? Ma prima provochi e Ah, poi io arsi provo. alla cresta per me. No! E che di cadere in un ospedale? Due ragazzini, ho 5 anni a testa. Mi vergogno. C'ha ragione Globo, mi perdoni. Sempre marmato. Mi scusi, ingegnere, mi scusi tantissimo. Ci mancherebbe. Scuse accettate, dottore. Scuse accettate. Scuse inderogabili. Ma non era una battuta. Scusi, Mi chiamo Ambaradan, ho 28 anni e faccio il trader da 5 per passione. Quando non mi chiamano dottore, pare che vogliono sminuirmi. E questo mi infastidisce terribilmente, perché nella vita ho potuto contare solo sulle mie forze, senza chiedere aiuto a nessuno, e mi sono costruito da solo. Mi piace riportare sulla carreggiata chiunque vada fuori strada, chiunque perda la rotta, la bussola, chiunque abbia troppi pensieri per la testa per riuscire a dormire la notte. Non so cosa farà mio figlio da grande, ma forse diventerà un trader. Sicuramente sarà migliore di me. non si preoccupi, dottore, può capitare. Può capitare che... Può capitare che i nostri termoregolatori emotivi non funzionino. Ancora. A ridaglie. È un problema clinico, secondo me. Cioè, Io non c'ho c'ha qualcosa dentro. no, ma sì, Scusate, ma mi ricordo il messaggio. Quando fa così è Globo, che ho messo la sua idea personalizzata, così mi ricordo, mi sono ordinario. 20 centesimi di marcia. Non te credo. E manco un euro! E dico io. Io sono Maramao, ho 19 anni e sono un writer di Globo. Beh, lavoro temporaneo almeno. Beh. Del resto a tutti i colloqui a privato mi chiedono se ho esperienza precedente. E chi ce l'ha? E in Italia solo col diploma ci fa niente, lo sappiamo tutti. Infatti io volevo andare all'estero per imparare qualche lingua, fa curriculum, niente eccezionale, per carità. Invece poi è arrivata la notizia che aspettavamo e sono saltati i piani. Ma che tocca fare? La vita è così. Non me la schiena. È dura per i corrieri, Mamma mia, poi capì. Sei sempre in giro, la gente ti tratta male. E più, si guadagna niente. Quindi. Ma certo, ma chi te lo fa fare? La gente deve alzare il culo, la spesa se la devono fare da sola. Bravo, ha ragione, dottore. Ha ragione. Poi vogliamo parlare di queste multinazionali che non dichiarano un cazzo, fanno quello che vogliono, non fanno contratto. Infatti, ma mo dico a me, io sto con 0 contratto, 0 assicurazione, 0 stipendio fisso. Sapete che mi hanno dato? Una graziella, rotta. Infatti sono voluto un metro. Te li faccio fare io i soldi veri. Dimmi da quanto parti. Oddio, dipende dai turni, di solito per le 5, poi la Ma sera. che no. Considera che gli ordini possono partire a qualsiasi ora. Vabbè, certo. Il trading mi è sempre piaciuto, ma non l'ho mai capito, giuro. Pure di notte. Vabbè, ma di notte, cioè con limite, mica posso partire alle 3 di notte. Certo, ci sono mercati a rollover medio-lungo che operano pure di notte. Che sei in chirurgo che operi di notte? Non capivo. Se uno sta in campana, i soldi li fa ingegnere. Sì, ma come fa? No, a me mi sfugge, no. Chi è che esce a quell'ora? A quell'ora che? Alle 3 di notte. Come se fai pure famiglia, mo? Ma che c'entra? Smart working? Ti organizzi e lavori da casa? Ma i consigli, come faccio smart working? Ma che stai a dire? Degli ordini. Ma tu non mi stai a seguire proprio? Ma ci sono dei No, ma scusate, c'è un equivoco, state dicendo due cose ma sicuro. diverse. Sì, perché lui si riferisce... Buongiorno, se vede qualcuno. Meno male. Benvenuti all'ospedale Valfiewel, dove il personale è gentile e confortevole. Meno male. Prende questo modulo da considerare. Grazie. Allora, Modulo. aprite bene le orecchie, 5 minuti di attenzione, battia e l'amicizia lunga. Allora, 1, devono essere firmati in ogni parte, ok? 2, dovete iniziare la data di oggi, possibilmente. Vabbè, però... 3, dovete firmare in maniera leggibile. E 4, dovete firmare almeno 4 delle 5 caselle per la privacy. Due hanno una casella sola, per cui ne parlate per forza e fate subito. Ma che c'è una penna per caso? Solo uno. Finisco e... Grazie. No, qua. Se no che non devo sbagliare. Infatti, non posso così, non so, guarda. Sì. No, perché mi sembra che sta- Insomma, Quante erano le caselle della privacy? Sì, certo. Non so.
4, le penne stanno là, mentre siano di voi. Perché c'è il cestino dietro di Sì, noi. oh, come ho detto, battite amicizia lunga, prendete i penne e fatevi cazzo. E che devo via? No, le penne stanno là, cioè non è che uno... Mamma mia, gentile. Confortevole, soprattutto. Senta, piuttosto, quando abbiamo finito, no, con questi moduli, a chi diamo? Perché io, a parte lei e sti due... Ah, che c'era il cartello, sì, sì, è chiuso. lo sportello è chiuso, quindi non possiamo ufficializzare questo. Come facciamo? Come facciamo? Ci sta carezzate personale, non ci posso fare niente, passerò con tutta la mia sacrosanta pazienza a tre moduli vostri. Dai, su, c'ho da fare. Vabbè. Certo che uno sbaglia facile. Scusi, infatti mi ha anticipato. Non sbagliate, che poi sono cazzini a cambiare. Per favore. Però va bene, scusi, dove sta? Abbiamo finito la carta. Buona giornata. Cioè, no, io me lo... Certo che la burocrazia inizia proprio dalla nascita. Mamma mia, davvero che scatole, porca miseria. Io sono bloccato. Residenza a domicilio. Ma ti pare che uno si metta a scrivere tutta sta roba? Temo che sia necessario. Ma non si può fare online. Oh! Residenza a domicilio, che ci devo mettere? Residenza è definita dalla dimora abituale di una persona, articolo 144 del codice civile. E le picche ci do? Sì, abbiamo capito, la residenza è quella. Invece il domicilio è quando decidi di abitare da un'altra parte, giusto? Sì, di solito è così, non per forza, ma di solito è così. Noi al momento abitiamo a casa di mia nonna. Ah. Metto. Sì, metti... Casa di mia nonna. Che Casa di... Ah, occhio, Globo, che io vi conosco. Sempre paragono. Io vi conosco a voi. Non devi dichiarare a casa da amante. Quella va a dichiarare. Oh, ma che sta al liceo? Dai, ma al massimo quando divorzi. Non entrano. Ma non entrano. Oh, abbiamo finito, c'è andate dei moduli. Prego. Non è per i moduli. E perché è successo? Oddio, voi fate sconcentrare. Ma sei entrata mo, che famo sconcentrare? Un attimo. C'è un problema. Ah, lo sapevo. Carli, fammi fare lavoro mio. Problema tecnico. Cioè, mi veniva tecnico. Vabbè. Me deve insegnare lavoro mio? No, per carità. No, perché se volete, allora lo fa lei. Prego, no. Allora, vede là. La chiude, là. Sì, là. C'è sta il pulsante Alert, quando nasce una ragazzina o un ragazzino, suona. Si è rotto. Pure quello. Vengo a chiamare sempre con la mia pazienza. Ma ho capito, ma ci ha fatto passare sto problema. La domanda sui Ma che sarà nata? Noi volevo fare una domanda sui... Che vuol dire consenso alla castità postpartum? Consenso per l'assunzione dopo di farmaci blu. Ma perché l'espianto del rene sinistra? Che cazzo devono fare? Ma è un po' strano. Poi sesso sì o no, maschio o femmina, che sia. Vabbè, ma si divertono questi. Ma questi ma manco andrebbero fatti sti nodi. Questi ci stanno a piangere. Io faccio dopo. Ma che è sesso sì o no? Io ho messo sì, è dubbio. È grave. Beh, se stiamo qua. Pronto? Ma questo io sono sempre il telefono. No, Paolo! Grande Paolo! Come stai? Bello. Io sto bene, tu? Dai, sono contento. Sì, l'avevo mandato un audio tempo fa, ma era lunghissima, ho fatto bene a richiamarle. No, è per quell'investimento sulle short tail. Ti direi da aspettare. No, non sta a fare finta. Ma non è possibile, non sta a parlare con nessuno, dai. Ma fa per darsi in troppo. Chi sta a parlare? Paolo. E chi è Paolo? Dai. Sì, perché è una questione di classi fisse, dei costi fissi, dei classi di asset. Bravo. Esatto. Sorrido perché mi ricorda un ex compagno di scuola mio. Quando il professore spiegava e a lui gli andava ad eseguire la lezione, faceva finta che chiamava la nonna. E non era vero perché la nonna era morta 4 anni prima e quindi il professore non lo sapeva. Lui via usciva dalla classe. Sì. Pensa un giorno, sapevamo dove era andata a finire. Sai dove stava? Una ragazza della nostra classe! Grande questo! Ma io c'ho un poster in camera. Sì, è andato in day trading, c'hai ragione tu. Ma te l'ha spiegata male Pirozzi. Ma quello è De Coccio. Com'è che ti devo il argentino? Stead es De Coccio. Esatto, sì, bravo. Vabbè, senti, poi ne riparliamo. Cambiamo discorso, ma domani giochi titolare? Ancora? Vabbè, recuperata l'infortunio. Dai, va bene. Senti, salutami Ermancio, Saluta per Mancio, tutti quanti, sì, tutta la rosa, dai. Bello. Ciao, grande, ciao.
Ma che era Di Bala? Eh sì, io conosco, prima te l'ho detto, però sì, io conosco, è cliente mio, insomma, Ma Di la Bala la conosco bene, spero di conoscere. No, ma presenta. Certo, non ti preoccupare. Poi Ma invece, ma lei, tifa? No, non risponda, è meglio che non risponde. Che ne so? Come l'ha conosciuta sua moglie? Bravo, bello argomento. Grazie. Bravo, è bello che ingannato. Ve lo racconto. Manca Dunque, io l'ho conosciuta nel supermercato dove andavo di solito, perché lavorava lì come commessa, come cassiera. Sì. Tutte le volte che la vedevo, pensate, mi sorrideva. Basta. Ma c'ha un ictus spaziale. Non lo so, ma se fermi. Ma c'è il tasto pausa che non sappiamo. Ma che ogni volta che la vedevo mi sorrideva. Ma che sta Madonna, cioè, che ne so. Perché? Ma pure io. Ma allora io penso che lei sia una persona in gamba, voglio dire, fa un lavoro comunque difficile, sicuramente. Però c'ha sto problema. Ma chi... Pure io ho la commessa di fronte a casa mia, si chiama Magda, ha 70 anni, ogni volta che mi vede mi sorride, ma mica la so sposata. No, è proprio quello il punto. Ho capito. No, ma quello, spiego, quello è solo il presupposto. Cioè c'è tutta una storia. Allora sono stato lei che sarà fermato lei. No, però esatto, e poi ma non me ne accorgo. Allora, arrivo alla cassa, avevo tutti i prodotti che avevo comprato, c'era un pasetto di marmellata. Teresa! L'hai portata la padella con la 104? Dai che si sta pissando sotto! Teresa! Ma poi così, vabbè, alla mercé, la privacy del paziente, mamma mia, sappiamo che questo si liscia addosso. Lasciamo perdere. Allora, accade questo vasetto di marmellata. Allora lei si sente un attimo in imbarazzo. Teresa! Ci disinfettato la fistula in suppurazione del 5? E lo bacche emorroidario del 115? Me l'hai infilato? No, che da mozzaino? Perché da mozzaino? Ma chi è questo? Chi è Non lo so. Non l'ho capito. Ma poi, ma non sta ostetricia qua? Che cazzo starà a fare? Ma che è? Non lo so, non voglio sapere. Ma siete formidabili, sì. Allora, si era sentita in imbarazzo per questa cosa. Io mi scusi, io per sdrammatizzare faccio una battuta. Oddio! No! Oddio, se era altro che drammatizzare. Ma no, quella volta è stata talmente bene che questa è iniziata a ridere. Madonna, la vita sua! La battuta! Che battuta era? No, non sono curioso. La capita! Che battuta era? Non me la ricordo. Come c'è? Una sorta di dramma. No, perché non ma come fanno a ricordare? C'è una volta che no, non è possibile. E tu sei continuo a darle sempre, devi stare zitto. Ma come si permette? Ma lei non si permette, stiamo Come si permette? Io sono la caposala. E quindi? Va bene, sono la caposala e quindi voi vi dovete comportare bene. Perché è da 3 ore che vi sento disturbare. Non sempre nella sala di conversazione, perché è vietato parlare in ospedale. Sen. Piacere. Stella mia, tesoro bello. Tu devi fare la transerettà al numero 40. Io ho studiato nel cuore di quella vecchia, non ce lo metto, te lo dico col cuore, quando non ce lo metto. Ma bella mia, ma me l'ho insegnato, Stella d'oro. Tu non ci devi mettere questo nel culo di quella, ci devi infilare questo. No, ma io la devo spiegare tutto quanto da casa. Allora, Quest'estate impone la colazione di stamattina. Solo di stamattina, per Poi ho fortunato. mangiato sacco. Guardate, me l'hanno rovinata. Ci credo, perché spero Ne fosse perdona meglio. ingegnere se io gliene faccio finire la storia, però non mi è passata la cosa. Abbiamo capito che ha fatto una battuta e la donna della vita sua l'ha capita, quindi già quello è importante, poi trovasse, insomma. Globo, proviamo con te. Sempre Globo, mano a è mano. conosciuta la tua? Vabbè, no, una serie divertente. Allora, stavamo con questi amici, abbiamo fatto un viaggio, siamo andati a Budapest. Ma non so se lo sapete, Budapest è una città particolare perché c'è la parte antica che si chiama Buda e c'è la parte nuova che si chiama Pest. Quindi hanno fatto la così e Budapest. Quindi questa cosa è simpatica. Ma sei stato la vecchia o nuova? Certo, ho fatto tutte e due, sono andato al castello, tra l'altro il castello ormai 30 euro per ingresso. 30 euro! Ho capito, ma quanto devo pagare per entrare al castello? C'è sta niente, non non sono stato anni fa 25.
Uno si aspetta Dracula, manco Dracula, Ma non no, c'è stava no, niente. quello figura. E invece, niente, poi siamo tornati qui, no? Siamo arrivati alla stazione Termini. Sì. Ah, stazione Termini, dopo i lavori. Ma tu l'hai vista? Stazione Termini. No, guarda che sto cercando di impiccarmi! Stringhi! Ah. Stringhi! Vabbè, ho capito, un po' di contesto. Vabbè, il contesto. Un po', sei partito da Budapest. Sei partito da prima di Adamo ed Eva. Vabbè. Come hai conosciuto tua moglie? Domanda semplice. Allora, mia moglie l'ho conosciuta. Sì, mia moglie l'ho conosciuta in un karaoke bar a Termini, faceva la barista, Sì. poi mi ha dato un drink, ci siamo scambiati Sì. numeri, siamo usciti qualche volta, Ok. e niente, poi vabbè, solite cose. Bravo, che periodo bellissimo che hai fatto. Sì, ma c'è hai messo poesia. un punto. Ma che poesia che sei? Dante? Ho capito, Lascia un po' di perdere la contesto. poesia. Vabbè, però insomma... Sì, è una magari- bella storia, vabbè, non sono curioso, invece lei ci avrà sta storia in parole, voglio sentire. Io ho conosciuto mia moglie online. Beh, per chi lavora da casa, lì App di dating. Quale? Ma quello lo sa? Ma aspetta, perché lo vuoi sapere? C'ha ragione. Tanto ormai è game over. No, chiedo ad un collega di Globo che è single dal 98. Sì, collega De Globo, è vecchio, ma comunque molto lo dico. Allora, dite quello che vi pare, ce ne stanno un sacco di altri, però Sì. se usi quelle giuste funzionano. Certo. Io, per esempio, ho trovato questa qua, l'ho scaricata, no? L'ho installata, mi faccio 2 selfie a volo, carico sul profilo e in 24 ore trovo 25 match. E lei era quella che c'aveva il curriculum. Ah, curriculum, Tutto certo, il no, no, poi ma non solo, c'aveva pure certe Che c'era te? le telecamere Ah, le ad telecamere, alta no, certo. risoluzione, che ovviamente questo portava a chiedermi cosa, che ci avesse una certa fibra. La fibra ottica. Ah, la fibra ottica. Ma poi gli ha dato Sì. la fibra. E c'è No, perché uno gli è dubbio, no? Poi magari. Ma questo delle tutte e 25, mazza. No, era solo una. Certo. No, guardi, il signore, No! il dottore vorrebbe... Come l'ho detto? Come l'ho detto? infatti. Fatto sta che, vabbè, se siamo ovviamente iscritti per me, ma come siamo incontrati, alla fine... E alla fine? Go! È il nome dell'app. Quante sono? Il nome dell'app? 3. Usa il coupon Amaradan 777. Al momento dell'iscrizione paghi in Bitcoin e io e i miei brothers ti regaliamo un mese di abbonamento gratis. Però mi sa che non ci serve più. Vero Mandrillo? Per ora non ci serve. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Loro mi hanno risposto: se ti comporti bene te ne compriamo uno nuovo. Non l'ho mai più ritrovato. E da quel giorno mi sono ripromesso trasparenza e sincerità verso tutti. Ora che mio figlio sta per nascere, io cercherò di trasmettergli dei valori, ma non voglio che cresca senza aver prima conosciuto una persona e quindi che non si affezioni troppo prima a una persona se non la conosce bene, che non la consideri il suo orsacchiotto di turno con cui dormirci una sera, perché nella vita non è solo questione di fare il bravo, come ti insegnano i grandi, no, è questione di fortuna, che basta. Questo lo capisci solo quando sei padre, e forse neanche sempre. Ero un ragazzino cresciuto in un piccolo paese dove ci si conosce tutti. E eravamo ragazzini piccoli, un po' scatenati, un po' scalmanati, sapete che intendo? Sì. E succedeva che tutti i miei amici avevano il motorino tranne me. E allora io andavo dai miei genitori, perché vivevo in un paese dove ci si conosceva tutti, no? E quindi tutti sapevano tutto di tutti. E quindi io mi sentivo un po' a disagio perché ero l'unico che non aveva il motorino, quindi andavo dai miei genitori e loro non me lo volevano comprare.
A un certo punto il mio migliore amico mi presta il suo, ma non me lo presta semplicemente mi ci fa andare, ci andiamo in due, ci andiamo senza casco, delle volte anche senza assicurazione, sì. Eravamo piuttosto incoscienti, piuttosto scalmanati, piuttosto fuori dalle regole. Certe cose neanche le pensavamo. E allora andava bene così perché eravamo comunque felici, perché eravamo comunque liberi, ci sentivamo tali almeno. Fino a quando qualcuno nella grande famiglia di qui sopra, detta anche grande famiglia del cazzo, va a dire alla mia famiglia, ai miei genitori, Michele e ad Algisa, mi va a dire, sì, abbiamo visto che andava in giro senza casco, è un ragazzo irresponsabile, guarda, è una cattiva compagnia per mio figlio. Mi hanno detto di tutti i colori e a un certo punto io cercavo di fare valere le mie ragioni perché gli volevo dire no, ma guardate che non è come sembra, perché questo serve per fare delle amicizie. Mi arriva uno schiaffo. Mi arriva uno schiaffo che non mi sarei mai aspettato. E allora mi sono chiesto, ma allora quando uno sbaglia deve essere picchiato? Una madre, un padre, credo che non dovrebbero mai, in particolare loro, mai, mai, mai. No, scusate, se ho interrotto qualcosa. Ho visto sta palla, sono tornato un attimo ragazzino. Io ho sempre avuto il sogno di fare il calciatore. Ho sempre avuto questo sogno fin da quando andavo con mio padre allo stadio. Quando andavo allo stadio ero il bambino più felice di tutti. Io guardavo in giro, guardavo le persone, guardavo i colori, sentivo tutti i gol, sentivo il boato dopo ogni gol. Pensate che provavo addirittura a contarne le persone. 1, 2, 3, 4... Poi mi stancavo perché erano troppe, però comunque io avevo questa passione per lo stadio che era veramente pazzesca. E il mio sogno più grande era quello, un giorno, di poter scendere in campo con la maglia della mia squadra, fare un gol, magari al 90°, sotto al 7, andare dritto, correre verso la curva e sentire tutta la curva che esulta il mio nome. Maramo! 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 Però mi rendo conto che forse era solo un sogno ad occhi aperti, il sogno di un bambino. Mi chiedo se a mio figlio o a mia figlia piacerà il calcio quanto piace a me. Ma comunque li farò sicuri sui sogni. Perché questa è l'unica cosa importante, è l'unica cosa che conta davvero. Una cosa avevo chiesto. Capito, non penso sia un crimine prendere un peluche dalla cesta, voglio dire. Ma poi ci hanno toccato qua dentro. Ammazzi i cosci, non mazzate. Arrestateci. Questa. Facciano una foto su... Vabbè, un'attesa, uno sta qua. Piuttosto, che cosa dobbiamo fare? Ci sono novità? Avete aggiornamenti? O pensate che rimarremo reclusi qui? Ci siamo. Ci siamo, ok, perfetto. Premessa. È stata una giornata complicata per tutti, problemi dei personali, tutto. Non è un problema nostro, ma ok. Sappiamo che ci siamo comportati un pochettino male. Vi abbiamo portato dei mappette con siete tutto il cognome dove andare. Ok, perfetto. Senti, bella cocca mia. Le mappette lì ce ne manca una, quindi io questa lì. Scusate, ma ste mappe, per capire, no? So di Roma o so dell'ospedale? No, perché mi sembra enorme, Cioè, è molto grande. È vero. Ma scusate, ma non ci potreste il nome e il numero di reparto e se lo troviamo da soli? Non ci riuscireste, ci sono più dei 1000 ambienti e l'indicazione sta lasciando metà dal primo progettista, ma come lo come si chiama? 1000 ambienti, benvenuti in Italia comunque. No, molto grande. Le perdereste se non fossimo noi a spiegare, a dare delle indicazioni. Ho capito, sì, ma qua quando lo troviamo? Ma poi scusate, ma è assurdo che danno un compito del genere a 2 infermiere. Cioè, una cosa. Ci sono stati tagli al budget. Perché? Al budget. Al budget. Ma tu lo vedi qua che c'è sta scritto? Che c'è scritto? Leggi bene. GRAI. Che è la GRAI? Il supermercato. Che se non era per un pizzicagnolo sotto casa mia, mangolozzinare tenevo io. Capito? Stessi bene a caposale. Cosa anche perché è un po' sul penale. Sì. Non andrei oltre, però quindi che abbiamo capito che sicuramente allora l'ospedale è molto grande. Le indicazioni
saranno approvate chiunque e vorrei conoscermi io prima che diventi maggiorenne. Quindi io E allora, se mi lascia spiegare con calma, lo si vuole che No, il dottore voleva dire molto più semplicemente che queste mappe sicuramente sono giuste, sono perfette, sono nuove, chiare, sono stampate, però noi abbiamo bisogno di indicazioni un pochino più chiare. Io ce l'ho per pazienza voi, ma la fate perdere. Allora, sentite, ve lo dico un'altra volta, visto che siete dei coccio. No! Io sono di Torre Maura! Oh, non fanno confusione, Che poi ha detto che i moduli si possono rifare. Spero che su film andare la simpatia. Non è questo il punto. Allora, senta, come abbiamo detto 4 volte, l'ospedale è grande, immensamente. Ma aveva detto solo quello, cioè, solo quello. Indicazioni. Per esempio, è stato preso un'idea che dovremmo sciogliere io e la posa la mia. Cioè, quindi c'è il problema del problema. Sì, ma poi me lo troviamo, qua c'è scritto corsi di gruppo, che vuol dire? Corsi di gruppo, scusi. Io l'ho scritto, Vabbè, sì, ma quindi che dobbiamo fare? Sì, cioè questo è uno Voi spreco di soldi. pensate che c'è uno spreco di soldi? Sì, è uno spreco di soldi, è uno E spreco. E ti dirò di più, se l'avessi gestito io a questa Ma che ne pensi che la colpa era nostra? Lo spreco dei soldi? Ma che sia arrivato? Ma che sì? Abbiamo alzato tutti troppo i toni. Ecco, Manteniamo la calma, è giusto, se no non ne usciamo. No, Quindi, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Non mi spiegate con calma, però spiegatelo perché non Certamente, e questo è l'ospedale del Marchevole. Sì, ho capito solo il nome dell'ospedale, latte macchiato. Marchevole Confortevole. Sì, Allora, gentile. le sale sono state parzialmente rinominate. Ecco qua. Ci siamo? Chiaro, sì, sì. Portiamo un esempio, reparto 7425 bis, articolo 12, comma 2. Non c'è la regola per andarsi. Sì, ma finisca la frase. Cioè, che vuol dire? Scusi, io cerco di mantenere la calma. Scusi, non stiamo ad ostetricia. Basterebbe andare ma tu ce l'hai bella. Io ho la mappa di Siviglia, quindi non lo so. Di là! Basterebbe andare là! Troppo comodo e troppo semplice. Qua siamo nella sala d'aspetto, Tostica, sono due cose diverse. Ci sta Fiadelfia all'insalito e Fiadelfia in Calabria, se vuoi capire che dico. Lei però è sarcastica. Occhio a utilizzare il sarcasmo con me, perché poi la mia pazienza finisce, non la sua. Occhio a utilizzare il Occhi sarcasmo. belli, bisogna fare solo 2 passetti a piedi. Ma dove però? Guarda qua. Lo vedete qui sopra? Io ho messo le sigle. No, Le io leggo sigle fitness di qualità. Ma perché tu devi girare un foglio? Uguale, leggo fitness low cost. Uguale, un E cambio. allora mettila così, così non lo leggi. Fit express. Allora, non le vado. Allora, la lettera F. E fatela qui. La lettera Z. Per Marmano. La Z. Vabbè, anzi. La lettera G. G. Per Maradam. Ma non è italiano quindi come alfabeto. È G per Maramao, Z come No, la Z. Perché io c'ho la Z, non mi faccio che poi ma c'è io la F. La io volevo ascoltarlo. Batti la pesca? Ma pure lei a me. Allora, lei deve passare qua. Vede? Sulla porta ABCD. ABCD. Easy. Poi passa qua al piano blu, che è il menu 1 e indica l'antipasto. Lei poi deve passare il foglio arancione, che è il primo, e lei poi deve passare tutto questo coso, gira. E va qua, dove è scritto menu V. Colore? Oh, ma quando le hai? Scusi. Si viene da destra verde, si va in giro rosso come la bandiera. Ma ci vuole dare a capirlo? Allora. Scusi, meno 1, quindi è un seminterrato. No, rialzato. Come fa a essere rialzato se meno 1? Oh, guarda che ci abbiamo da fare, qua stiamo lavorando. Su, numero di piedi. Sì, ho capito. Dai. Non è che uno se la metta da... Leggere Power Bar, cos'è il Ci bar? pensi te, cosa diventa la leggetta, penso che non che fa. Ma quello è tipo la... Non so, io devo pensare. Allora, Baradamme. È lui.
Ciao. Giuro, mi sembra di sta scuola. Pure a me. Allora, io adesso ti spiego bene in quale reparto tu devi arrivare. Solo quello voglio io. Perfettamente, Quello trovo però da tu devi solo. abbassare la cresta perché qui mi sembrate un po' tutti immaginati. Allora, dai. Ho abbassato la cresta. Bella camicetta, mi dici, mi sembra. Grazie, sì, magari se non la tocca. È chiaro. Allora, attenzione. Lettera D. Ok. Gastroenterologia. Di cui non me ne frega niente. No. Ok. Cioè, non c'ho problemi. Lettera F. Dentisti. Non ci devo andare dal dentista. Mi serve per andare. Lettera T. Neuropsichiatria infantile. No, io sto benissimo, ma mi sembra l'inverso. Ci vada lei dopo a fare la visita, però sì, poi infantile peraltro. Guarda che ci proprio strafottendo. Io, lei trovo che analizziona, mi dice la lettera del ginecologia dell'ostetricia. Poi c'è la lettera Q. Q, è quella. No, quella è l'obitorio. Io sto qua La appena camera nascita. mortuaria. Sì, era chiaro, però sto qua appena nascita, spero non nasci più tardi possibile. Ma tanto prima o poi mi ci caschi Sì, dentro. grazie, però molto poi, però prima, molto poi. Poi c'è la lettera K. Ci siamo, K? Che è Stetricia. Ah, Stetricia, la pronuncia insomma, però Stetricia. Però tu mi devi stare molto attento. Ok. Perché c'è Stetricia che non è ginecologia. E ginecologia che non è ostetricia. Problema di matematica. Ma è facile da capire, c'è la mappa? Sì, come un massaggio relax. Perfetto, perfetto. Vai, comincia ad andare. Dove vado? Ostetricia, dove vuoi andare? Vabbè, mo lo trovo, dai. Vai, comincia a camminare. Sì, sì. Vai, te prego perché. Sì, in bocca al lupo. Grazie. Io devo capire che devo fare, perché mo sentendo come devo fare l'altro mi preoccupo. Ma tu sei proprio caruccetto. Grazie. Sei giovane. Grazie. Allora sarà tu da fare, eh? Grazie. Si piccoletto. Basta. Vedi che non devo andare. No. Allora, tu devi soltanto sapere che tu entri a piano, ma te puoi trovare un altro. Se ci sono le scale, che problema c'è? Le scale ci sono, e allora a loro gli piace camminare. Già, le scale. Senti? Sono le scale. Ma come li porti? Ti piace da morte? Ma sono sicuro, sì. Benissimo. Mi fido, Ma certo, che scale? Vai. Non capiscono un cazzo. Pedane vibranti. Di qua! Stressamenti innovative, sì, ma cosa? Io intanto vado a bar, bevo un caffè. Allora, io queste scale non le ho trovate. Dove devo andare? Lo dica lei. Ma devi andare dall'altra parte! Ma no, ma qua come ci vado? Ma c'è ma io devo andare Ma là. che stai Ma no, facendo? io- Un'altra volta! Ma tu non ti fidi di me allora? Corsi Macarena. Di qua. Cioè, io non mi trovo, forse di qua, ci sono andato qua ancora, vediamo un po' se di qua, perché a me mi dà... Ma poi, però... perché se sta a fiume? Ma è Nicolo Cieco qua! C'è il fiume qua! Nicolo C'è il Cieco! fiume, scusa, Ma ma dove dove Nicolo Cieco? Io non penso Ma sì, ma c'è il fiume, capisci che c'è il fiume? C'è la pompa del benzina in ospedale! Ma se sta tu sulla vita! Ma io non mi devo iscrivere in palestra. Scusi, posso chiedere? Dovrebbe essere qui.
Allora, il bar stava là. quindi Amo, ci sei? vattene a te. Ma che ci stai a fare? Ma te sei l'incubo mio. No, ma tu io sei posso l'incubo dire la mio, ma che ci stessa sta a cosa. fare qua? Ma che puoi dire la stessa cosa? Guarda qua. Dopo che ho capito che 19,90 non era un prezzo, io mi sono diretto qua, vedi? No, vabbè. E scale del cazzo. Ma perché le sei scale c'è l'ascensore? È l'unica cosa che ho visto gli ascensori, stava giù. Questa mi ha detto vai sulle scale che cambia. Ma che paese a fare le scale? No, Se muovevo, ma sono guidato! Stavo dicendo. ma che c'è stato a fare voi qua? Ma Scusate, la perché? mappa era chiara, ci devo stare Ma io. perché i corsi di gruppo? Ma non è che la K, questa è la K, tu devi stare qua. Magari era così e poi hanno cambiato. Non lo so, sì, poi che sta tutte e tre qua. Che cazzo? Perché? Se indicazioni sono fatte a cazzo, uno si Io- perde. Io non ci sto capendo più niente. Allora io ho lasciato Io il sono telefono, fatturato una cosa. non devo riprendere il telefono ogni volta, mannaggia. Perché io devo chiamare la direzione sanitaria. Ma lei capisce? Eccolo qua. Sì, ma è partita una cosa. No, niente, non prende, ha sempre preso, dove stiamo qua, -7, dove stiamo? Vabbè, ce l'ha il telefono lei, la terapia? Sì, per me quella mi chiama, per favore, la direzione sanitaria, non so se c'è. C'è il numero? Ce l'hai? Io non c'ho niente. Oddio, sì, C'è il numero, ma non Basti, no, basta mettere insieme. Ce l'ha? ok. Sì, esatto, forse sì. Allora, Allora, sì, 3, 3, 3, 7, 7, 5, 2, 3, 4. Che fa? Mi toglie quelli? 7, 6, 5, e si fa tutto insieme. 9, 7, 2, 3. Perfetto. Provi? Ok. 2 e 3. Cioè, 3 fogli di numero. Buongiorno. Stiamo per connettervi al primo operatore disponibile. Sì, so, avvelenato. Capiamo? Musichetta. Un'altra ora per parlare. Pronto? Come posso esservi utile? Buongiorno, sono il dottor Ambaradan. Mi ascolti, sono con altre 2 persone. Dovrei vedere nascere mio figlio, ma non capisco. Direi che la prima cosa da fare è mantenere la calma. Sì. Se vi siete persi in un ospedale, cercate un'infermiera, un medico o Come in un ospedale, nessuno mi sono perso. Allora, Allora, che saranno in grado di indicarvi la strada giusta. no, non sono stato in grado, è quello il punto. Potete chiamare la reception dell'ospedale. Che esempio, ci stavano Comunque dicevo, allora ci hanno dato delle mappe, però queste mappe non sono proprio chiarissime e quindi ci ritroviamo in un punto morto, un diario morto, chiami come vuoi. no? Allora, la prima cosa da fare è non farsi prendere dal capo. Però tu non è che se cambia parole. Allora come sto incazzando? Un'indicazione verso la reception oppure... Ritaglio questa reception. Se non riuscite a trovarne digitate la sequenza 729 451 729 45 729 45 non ho capito. Cancelletto a schedere. Ma che? Ma perché sono partito? Si scusi, salve, senta. Il problema Perché se sono parla le lei? mappe. Le mappe non sono chiare, è una vergogna chi ci avete dato. Bravo. Le nostre mappe possono essere un po' complicate. sì. No, è lo simolo un po'. È già un buon inizio. No, ci siamo messi insieme. Se siamo insieme è un buon inizio. Da lì seguite le indicazioni. Ma quale indicazione? Guarda, lasciamo perdere. No, io voglio fare un ultimo tentativo. Allora, la K, io voglio sapere, mi dica solo dove sta la K. È una situazione importante. No, paradossale. Direi che la prima cosa da fare è mantenere la calma. Attacca struzzo, attacca mo' venga a cercare 3 volte. Basta. Allora, è un piacere, ti auguro il meglio, si vede che sei un bravissimo ragazzo. Aspetta. Ingegnere, auguri ai figli maschi, me lo trovo da solo. Aspetti. A meno che... C'è un'idea? Un'idea. Non direi. Va bene tutto. Pensiero. Va bene tutto. Anche se la è una, sì, ma è una stronzata. Però è una cazzata. Cioè io ve lo dico, metto le mani avanti perché così... Dai. Dico, se siamo 3, no? E a stanza è una. Magari pure la moglie è una. No. Detta stronzata. La doccia sei no, che ti la stronzata. Ma non è che te stronzata che cazzo di che c'è da dire. Ho fatto un bel po' dalle scale, non è che perché sei un ragazzino più nero. No, ma io perché scusa perché non c'è il vorrei dare fastidio, scusa per la detta. Ragazzi, calma. In realtà potrebbe aver ragione lui. No, che mi racconti? E allora da prima che potrebbe aver ragione. Spiego. Se poi le ultime parole del condannato a morte, vai. Potrebbe aver mentito a tutti e 3. Ispettore Derrick, prego, arrivi al punto.
poniamo che lavori da una parte, diciamo la mattina dalle 9 alle 13, come fa mia moglie, lavora al supermercato dalle 9 alle 13. Mia moglie pure lavora dal lunedì al venerdì, di pomeriggio come segretaria in un ufficio. Orario? Dalle 3 alle 19, ma che c'entra? 9, 13, 13, 19. Sono 2 orari diversi. Mia moglie fa 2 lavori, non la vedo quasi mai se non la sera. Aspetta, però c'è la tua la mattina, perché la mia la mattina sta sempre in giro. No, la mia io non la vedo di solito. Io so che c'ha 2 lavori. Io la vedo la sera dopo le 21, quando torna. Ah, dopo le 21, sì. che lei esce sempre, infatti. Sì. Oddio, Vabbè, vabbè. Ma dove sta il problema? Io ammazzo prima voi, e quello. Sì, Poi sì, dopo vado da uno, però. capisco una cosa, mi prende il ragazzino, perché vabbè, suo. Allora, Mona è stata sparare ancora più grossa. Allora, su una cosa non c'è dubbio, che il padre so io. No, il padre so io. Poi il resto ne possiamo parlare, anzi io potrò parlare con perché c'è se non posso essere io, non lo sarà nessuno. Ma ti chiamati Globo, ti chiami Roma. Mi chiamo Maramao. Balboa sta a fare. No, ragazzi, io questo non lo accetto, adesso mi avete stancato tutti quanti perché io sto aspettando questo momento da 20 anni. Sì. No! 20 anni! Sì, sto aspettando guarda, sta passando un aereo con una scritta "Sti cazzi!" Aspetta, è lui, Ma che me frega a me, che il padre so io, su quello non c'è questa cosa, cioè, il padre so io. Basta. No, avete studiato. Andate a vedere A Mugnatore non c'è egizio, ma ci parliamo. E basta, che stiamo dentro un ospedale. Ma che solo per colpa vostra. Allora, sentite, io sono uscita con la collega mia per darvi una bella notizia. È nato lui. È nato l'erede. Per pulmone di 7 kg. È mio! 7 kg! Però, calma, non cerchiamo che padre. Ancora. Ma questa cazzo di valigetta sempre in mezzo. Ha rotto i coglioni con sta valigetta, ma basti lo zaino, no? Guarda come è comodo. C'è sta uno però. Lì fuori. Che reclama tanto la paternità, mi sa che insegna voi. In che senso? Certo Pirozzi. 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 Che faccio? Lo faccio entrare? All'entrare. Grazie a tutti per essere venuti. Presento la compagnia, parto dalla mia destra. La caposala. La caposala, Paola Carlizza. Ingegnere batte la pesca, Salvatore Capolupo. Il corriere Maramao, Alessandro Di Paola. L'infermiera giovane, Flavia Mosca. Il signor, il dottore, il dottore Riccardo Mosca. Alle luci ringrazio Valeria Capolupo e al suono anche ovviamente. E poi volevo dire una cosa aggiuntiva. Questo è uno spettacolo che innanzitutto ci auguriamo vi sia piaciuto ed è uno spettacolo che parla di un lieto evento, di una nascita.
allora lo vorrei dedicare a tutti i bambini che hanno ancora il diritto di continuare a nascere e a crescere in Palestina, perché io voglio sentir parlare solo di lieti eventi e non di altro. Quindi questo spettacolo mi sento di dedicarlo a tutti questi bambini. Chiudo soltanto con giusto una nota su come nasce questo spettacolo. Questo spettacolo nasce da un'improvvisazione che abbiamo fatto con loro due inizialmente e poi con loro due esterne dopo. In realtà noi siamo partiti con un'idea abbastanza generica che non sapevamo come sarebbe andata a finire, ed è venuta fuori l'improvvisazione di circa un'ora e mezza, che poi è diventato lo spettacolo che avete appena visto. Grazie perché i teatri sono mezzi vuoti e stiamo qui, dobbiamo riempire. Grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. E allora io ho il piacere di ritrovare un co-conduttore di Zoom, oltre che un gradito ospite e un amico, è l'onorevole Paolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri della Camera. Paolo carissimo, allora ben ritrovato e insomma mi pare che sia davvero a new beginning in quel di Israele o no? Cosa ne pensi? Sì, potremmo usare le parole che Trump ha usato 2 volte negli ultimi anni, ma questa volta lo è davvero l'alba di un nuovo Medio Oriente. Le aveva usate quando aveva siglato gli accordi di Abramo nel suo precedente mandato e le ha riutilizzate proprio per celebrare la nuova pace a Gaza. È qualcosa di epocale, di storico, ancora forse si fa fatica a comprenderne appieno la portata, ma è quello che tutti aspettavamo. Noi della Lega abbiamo sempre creduto nell'operato del presidente Trump e nella sua volontà di pace. Ecco, a maggior ragione ti chiedo, e adesso che cosa succede? Perché, insomma, diciamo che alla Knesset, nei discorsi che si sono sentiti, sia da parte del leader dell'opposizione Lapid che dalla parte di Netanyahu ha detto una frase, una vera e propria, diciamo così, mano tesa nei confronti dell'opposizione e di tutti quelli che avevano protestato contro di lui nei mesi scorsi. Dice: sappiamo che siamo stati divisi, siamo stati separati, ma adesso dobbiamo marciare assieme ancora verso i prossimi obiettivi. Lapid dall'altro lato viene apprezzato da Trump e Trump lascia intendere che non gli dispiacerebbe un governo di coalizione tra lui e Netanyahu, o addirittura che insomma Lapid domani possa diventare premier in Israele. Ecco, sta cambiando anche la politica israeliana, secondo te? Sì, sembra proprio di sì, e questa è un'ulteriore buona notizia, perché la stabilità del Medio Oriente passa anche da lì, e finalmente potremmo tornare a parlare non di rilascio di ostaggi. Ecco, ricordiamo cosa hanno sofferto queste persone nei tunnel di Gaza. Tutto l'Occidente ormai se le era scordate, si era scordato cosa era successo il 7 ottobre, ma ovviamente in Israele non se l'erano affatto scordato. Quindi davvero col cuore colmo di gioia li abbiamo riaccolti, quei pochi che sono sopravvissuti, ed è stato un momento davvero intenso e commovente. Però dicevo, dopo il rilascio degli ostaggi, con la pace e il futuro, questo sarà un passaggio fondamentale, disarmo di Hamas, perché per il momento
non stiamo vedendo questo per le strade di Gaza, anche se qualcuno stupidamente nelle piazze italiane, i cosiddetti pro-Pal, celebra il ritorno di Hamas. Noi sappiamo bene che finché Hamas sarà in armi non ci potrà essere vera pace, quindi il secondo passaggio deve essere quello del disarmo di Hamas. Ma perché serve questo disarmo? Serve perché la grande visione del presidente Trump, ovvero gli accordi di Abramo, che sono quegli accordi bilaterali tra Stati Uniti e paesi del Golfo, ma anche il Marocco era parte di questi accordi, possono continuare a esistere solo se appunto c'è una ritrovata pace. Altrimenti abbiamo il problema delle opinioni pubbliche arabe che vengono apposta fomentate per cercare di fermarle. Così si riavvolge il nastro, si torna al 7 di ottobre a quando 2023, a quando si stava per firmare l'accordo di normalizzazione, ovvero sia di riconoscimento di Israele, stabilimento di relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Israele. Ecco, questo sarà sicuramente qualcosa che tornerà d'attualità, come tornerà d'attualità il grande progetto, l'alternativa alla via della seta, che è la via commerciale dall'India ai paesi del Golfo, alla Giordania, Israele, e noi qui in Italia, la Lega specialmente, stiamo lavorando perché possa arrivare come porto terminal al porto di Trieste. Ecco, allora a maggior ragione ti chiedo, cosa può fare l'Italia in questa situazione? Ieri Giorgia Meloni è stata in un certo senso coccolata anche da Trump, che l'ha accolta. Chi è questa donna, questa bellissima donna, una brava premier? Insomma, ha sempre parole di elogio, e questo naturalmente aiuta, diciamo così, nei rapporti internazionali. Che cosa può fare l'Italia in questa situazione? Dov'è che noi possiamo dare un contributo, secondo te? Beh, allora, lo sta dicendo già il ministro degli esteri in queste ore, ma è ovvio, l'Italia viene vista come mediatore in questi contesti difficilissimi. Pensiamo al Libano, pensiamo al Kosovo, anche perché le nostre forze armate, a differenza di quelle di tanti altri paesi, sanno parlare con le popolazioni locali, sanno capire le opposte esigenze, sanno appunto mediare. Quindi il ruolo dell'Italia ci sarà. C'è già stato in quell'area, c'è stato in tutto questo periodo, perché noi dobbiamo ricordare che cosa ha fatto l'Italia, al di là delle urla, delle distruzioni di piazza che abbiamo visto purtroppo susseguirsi, o delle flottiglie. L'Italia ha portato aiuti a Gaza con il programma Food for Gaza e continuerà adesso ad aiutare, a lavorare per la ricostruzione. E l'Italia poi ha anche curato decine, per non dire centinaia di bambini palestinesi. Ecco, questa è l'Italia molto concreta, mentre tanti altri facevano proclami, che ha sempre avuto fiducia nel presidente Trump, e c'è questa grande sintonia, e quindi ha imboccato quella che era l'unica strada, perché questa era l'unica strada, mentre la sinistra riproponeva schemi triti e ritriti, ripetendo formulette ormai santie, noi dicevamo bisogna lavorare affinché il presidente Trump trovi la mediazione. E direi che la mediazione sia stata trovata. Certo, nel momento in cui arriva questa notizia all'Europarlamento, i banchi della destra si alzano e applaudono, i banchi della sinistra restano muti. Ma chiedo scusa, sbaglio o a me hanno insegnato che la pace sia un bene di tutti, pure a te? Assolutamente sì, assolutamente sì. Il problema che abbiamo adesso è che non si riesce più a capire quali siano, da parte di alcune forze politiche, quali siano le regole minime del convivere in democrazia, ovvero le regole della democrazia. E se salta questo ci aspettano anni davvero bui, purtroppo. Perché l'abbiamo visto saltare quando si è cercato di giustificare Hamas, quantomeno lo ha fatto quella che è stata l'idolo, paladina di tutta la sinistra nostrana, quasi tutta, quella albanese che diceva i terroristi non vanno giustificati ma vanno capiti. Ecco, se è così, ovviamente il dialogo è difficile, è impossibile anzi, perché non ci sono le basi minime, i terroristi fuori e la democrazia allora può vivere. Se si giustifica in un qualsiasi modo o si attenua
la colpa dei terroristi, noi in democrazia purtroppo avremo dei grossi problemi. Sai, è che non hanno letto il rituale degli esorcismi, perché negli esorcismi viene indicato all'esorcista di non interrogare né intrattenersi a parlare col diavolo. Invece qui c'è gente che ci dice che il diavolo lo dobbiamo pure comprendere, quindi mi sa che gli manca, forse nel loro libro questo avviso non c'era, però detto ciò, adesso viene questa nuova fase. È significativo che a Sharm non ci fosse il governo spagnolo. Io non oso immaginare che cosa sarebbe successo all'Italia se anziché questo governo ce ne fosse stato un altro. Davvero non riesco a immaginarlo. Quello che mi chiedo è come pensi che evolverà quindi la situazione nel Medio Oriente, perché ieri appunto Trump ha sottolineato più volte, ma in generale tutti gli oratori che hanno parlato alla Knesset hanno sottolineato più volte: ragazzi, si riparte dagli accordi di Abramo. Quindi l'Iran è un regime che è destinato a crollare a breve? Questo non possiamo saperlo, però sappiamo benissimo che la popolazione iraniana nella stragrande maggioranza è molto molto stanca, è stata vessata, torturata, arrestata, non c'è nessuna libertà e che c'è una grande voglia di più libertà, di democrazia. Questo senz'altro nella società iraniana è molto molto presente. E in più l'Iran sicuramente ne esce fortemente indebolito, perché quello che non si dice è che nella lotta di questi mesi o di questi anni al terrorismo Israele ha vinto, è riuscito su più fronti a difendere la propria esistenza, perché nessuno lo dice, ma Israele ha lottato per difendere la propria esistenza, il proprio diritto a vivere in pace e serenità, cosa che ovviamente non gli era consentita, perché se si vive quotidianamente con un lancio di razzi, dovendo correre nei bunker, voi capite che non è una vita normale. Smetto perché so che il tempo è un po' tiranno. Che cosa farai oggi, Paolo? Adesso corro in commissione, dobbiamo fare una breve seduta di commissione e poi ho un bel convegno Unitelma sulle relazioni transatlantiche oggi. Benissimo, allora grazie e buon lavoro. Grazie altrettanto. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Those things happen at sea, you know. Always look on the bright side. I mean, what you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing. Always look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Try this man within 3 weeks. You think pays for all this rubbish? Never made the money back, you know. I told him. I said to Bernie, I said, they'll never make that money back. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.